Amiche ed amici sportivi, buon pomeriggio dal palazzetto dello sport di Forte dei Marmi. Domenica pomeriggio dedicata al campionato di hockey su pista femminile. Anticipo della settima giornata del campionato femminile di Serie A, di fronte la formazione della Canniccia Country Club Versilia Forte dei Marmi e la Rotellistica Scandianese. È una gara importante perché entrambe le formazioni possono aspirare alla terza posizione in classifica, quindi non solo un posto nei playoff, ma un posto dove si dovrebbe cercare di evitare la formazione del Matera, formazione che quest'anno è sicuramente la più forte in assoluto e di conseguenza trovarla subito sul proprio cammino significherebbe rischiare di andare subito fuori, mentre incontrarla magari in finale sì, sarebbe sempre una grande impresa, ma comunque importante. Vediamo subito le formazioni sotto la direzione dell'arbitro Massimo Cardelli. Le formazioni sono: per quanto riguarda l'Hotellistica Scandianese con il numero 22 Galassi Creta, con il numero 2 Ferrarini Sofia, con il numero 3 Pinto Diaz Maria Agustina, con il numero 4 Calia Valeria, con il numero 6 Berti Anna, con il numero 7 Ghimeno Dip Maria Vittoria, con il numero 8 Montoni Alice, con il numero 12 Giardina Nicole, con il numero 17 Berkmeier Asnei e con il numero 30 Chiara Pisati. Allenatore Massimo Barbieri. Di fronte il Forte dei Marmi con il numero 16 Masetti Vittoria, numero 2 Raffaelli Jessica, numero 4 Alessandra Gallotta, numero 5 Ian Alcone Soraya, numero 7 Farioli Beatrice, numero 8 Saldagna Maria, numero 9 Palagianna, numero 44 Brandi Giorgia, numero 77 Alvarez Luana, numero 13 Fiorini Pamela. Naturalmente Sergio Festa. Aspettiamo che le formazioni si schierino in pista. Mi scuso anticipatamente, non potremo disporre in questa gara della grafica, problemi in regia ci impediscono di avere il supporto grafico, quindi di tempo e risultato. Cercherò di aggiornarvi il più possibile nel corso della telecronaca, ma l'importante naturalmente era andare in onda, andare in diretta per seguire questa importante gara che sta per iniziare. Il Forte dei Marmi si schiera in maglia bianca con banda rosso-blu, risponde la Rotellistica Scandiano in completo nero con bordature giallo. Andiamo anche a cercare di vedere quelli che sono i quintetti in pista. Iniziamo dagli ospiti che abbiamo in porta: la Ganassi, il capitano anche della formazione, poi naturalmente Anna Berti, ex Rosblu, attualmente in possesso di Spera, con il numero 3 la Pinto, con il numero 7 la Ghimeno, non so di preciso come pronunciarla, e con il numero 8 la Montoni. Replica il Forte dei Marmi con il quintetto base, vale a dire Masetti Vittoria tra i pali, poi Alessandra Gallotta, Maria Saldagna, Jessica Raffaelli e Luana Alvarez. 1 minuto esatto di gioco in questo momento, parziale di 0-0, gara che deve entrare naturalmente nel vivo, e abbiamo già visto che le due formazioni non si stanno nascondendo, si stanno affrontando a viso aperto. In questo momento è il Forte dei Marmi in possesso di sfera. Raffaelli, capitano del Forte dei Marmi, lo scambio
con Saldana. Ora l'Alvarez dalla distanza, il tiro respinto, riprende Saldana. Alvarez per Raffaelli, ancora l'Alvarez, cercano di chiudere su di lei sia Berti che Montoni. Siamo però al scadere dei 45 secondi, prova la conclusione ma viene subito recuperata dalla formazione ospite con la numero 3 Pinto. Lo scambio con Anna Berti che adesso si porta in avanti, va alla conclusione della parata della Masetti, poi perfezione il recupero. Alvarez apre per Saldana, lo scambio tra le due straniere del Forte dei Marmi. Ora è la volta del capitano rossoblu, sfera leggermente sporcata, può andare a recuperare la stecca. Ora l'arbitro francamente ha dato i 5 secondi, ma a nostro parere c'è stata una deviazione e dovevano essere 10 i secondi a disposizione del Forte dei Marmi per uscire poi dalla propria metà pista. È comunque il team di Massimo Barbieri che può provare questo attacco. A Gimeno si viene a fermare la conclusione, ora scatta il controllo del Forte dei Marmi. Alvarez cerca spazio, viene disturbata, lascia indietro la Raffaelli, ancora Raffaelli, l'apertura nuovamente per l'Alvarez. Dalla lunga distanza l'Alvarez, palla alta, che fra l'altro va a colpire se non proprio la compagna di squadra Saldana. Arbitro che comunque ha fischiato la rimessa in gioco a favore dello Scandiano. Scandiano in avanti, di nuovo il retropassaggio. Anna Berti, Pinto, Gimeno, Montoni, Pinto. Palla indietro, va a recuperare la Gimeno, lo scambio, ma passano anche qui 5 secondi. E stavolta è la formazione rossoblu che può tornare in possesso dell'azione. Sono passati 3 minuti e 45 secondi. Il parziale è di 0-0. Rischia il Forte dei Marmi. Alla media però l'Alvarez non ha spazio per la conclusione. Di nuovo lo scambio con la Raffaelli. Poi Alessandra Gallotta sul fondo, contrastata dalla Montoni. Gallotta entra in area ma gli viene tolta di forza la sfera. Suma quindi l'azione offensiva del Forte dei Marmi. Riparte lo Scandiano. Anna Berti, Montone, Pinto, Berti, ancora la Berti, perde la sfera ma la riconquista la Gimeno. A cercare una deviazione della Berti, il passaggio della Gimeno, per fortuna si chiude la difesa del Forte dei Marmi. Ora Alvarez, un pressing molto forte quello della Scandianese, cercano di non dare spazio all'azione del Forte dei Marmi. Ora arbitro che va a fischiare il primo fallo di squadra della partita, arriva al 5° minuto di gioco, 20 ancora da giocare in questa prima fase della gara, 0-0 il parziale. Ora Alvarez toglie sfera agli avversari, viene in avanti, prova ad andare a tu per tu con la Ganassi, ha però la meglio il portiere avversario e sul fronte opposto c'è già la Scandianese in fase offensiva. Pinto, Berti a cercare in affondo, superata la Gallotta ma c'è la Masetti che riprende d'impeto la Berti, toglie sfera la Gallotta, altrettanto fa la Gallotta, subisce però anche il fallo da parte della Berti.
e siamo ora sull'1-1 per quanto riguarda però solo i falli di squadra. 0-0 il parziale per quanto riguarda il risultato effettivo della gara. Oggi domenica pomeriggio dedicata all'hockey femminile qui al partito sport di Forte dei Marmi, ma anche a Trissino si gioca hockey femminile, appuntamento ben più importante, cioè infatti la finalissima di Coppa Italia, finalissima che vede di fronte ancora per l'ennesima stagione Matera e Valdagno. Matera che sicuramente parte con i favori del pronostico, soprattutto per quanto ha fatto vedere finora in questo campionato, ma Valdagno che nelle 2 edizioni precedenti ha sempre ben fatto proprio il Matera in partite veramente al cardiopalma. Intanto seguiamo l'affondo della Scandianese, mentre c'è la richiesta del time out da parte di Sergio Festa, quindi alla prossima interruzione del gioco formazione delle rispettive panchine. Berti dalla distanza, la respinta da parte dell'Alvarez, prova a scattare il contropiede ma recupera subito la formazione avversaria che chiude ogni spazio. Arbitro che va a chiamare la palla alta alla Alvarez. Sull'intervento arbitrale abbiamo il time out, il primo di questa partita, viene sul parziale di 0-0 finora. Le 2 formazioni si sono affrontate veramente a viso aperto, ma non c'è stato ancora nulla di particolarmente importante, pericoloso da sottoporre all'attenzione di quanti sono qui oggi al Palazzetto dello Sport. Intanto vediamo che alle rispettive panchine Sergio Festa sta dando indicazioni alle ragazze di casa. Oggi le vediamo in maglia bianca con la banda rosso-blu sul torace, e mentre vediamo che nella formazione dello Scandiano dovrebbe esserci un avvicendamento con il numero 17. È in pista la Bel Cair, dovrebbe essere al posto del Ghimeno. Alvarez, lo scambio dell'Alvarez con la Gallotta. Ora Raffaelli cerca di nuovo di impostare sull'Alvarez, non se ne accorge la compagna di squadra, può riprendere il gioco lo Scandiano e c'è pericolo per la porta della Masetti, ma la deviazione del numero 6 Anna Berti, l'ex rossoblu, è sopra la traversa e l'arbitro infatti va a chiamare una palla alta che permette al Forte dei Marmi di rimettere in gioco la sfera. Viene in avanti l'Alvarez, non trova compagni a cui servire, difende la sfera, poi prova la conclusione debole, non ha problemi la Ganassi a respingere. Berti ora sul fronte opposto per la corrente, Pinto, pericolosa incursione dello Scandiano, si lotta sulla sfera, alla meglio la Bencair, ora Berti in avanti, Anna Berti fermata dalla Gallotta, scatta l'Alvarez, non riesce il passaggio, forse anche un intervento falloso sull'Argentina del Forte dei Marmi, vedo che non interviene. Berti a cercare la Montoni, non si chiude il triangolo, va comunque Anna Berti a recuperare la sfera, passaggio indietro per la Pinto, la conclusione respinta dalla Gallotta, non può controllare però la sfera
e quindi Matera, scusate, Scandiano ancora in attacco. Ci prova la Pinto a cercare la deviazione della Benkair ed è ancora pericoloso lo Scandiano. Benkair, Pinto, Berti, Pinto prova a superare la Gallotta, si ferma, torna indietro. Ora poi fa questo tiro a lunga distanza pericoloso che gestito forse diversamente poteva anche sfruttare una rete, meno male la Masetti ha deviato quel tanto che basta per andare alla deviazione fuori dallo specchio della porta. Ora intervento dell'arbitro, c'era un fallo su Anna Berti che reclamava forse anche una punizione maggiore, si era in pratica portata quasi a tu per tu con la Masetti. Anna Berti, tiro alto questa volta, e può riprendere il gioco il Forte dei Marmi. Siamo esattamente al 10° minuto di questo primo tempo, il parziale di 0-0 tra le due formazioni. Nella gara di andata ci fu la vittoria della Scandianese 3-1, un parziale sinceramente un po' pesante rispetto a quella che è stata la gara giocata. Del resto il Forte dei Marmi si era portato era sull'1-0 fino agli ultimissimi secondi, dopo nel tentativo di recuperare si è scoperto e ha dato la possibilità agli avversari di andare avanti ulteriormente. Da dire anche che sul 3-0 ci sono state un rigore, una punizione di prima non realizzate dal Forte dei Marmi che potevano consentire di rientrare in partita, e sicuramente se fossero state messe a segno ci sarebbe stata una situazione ben diversa. Ora proviamo a vedere questo affondo della Alvarez, conclusione che va sul fondo, mentre per il Forte dei Marmi esce a prendere fiato la Saldana con il numero 9, ha fatto il suo ingresso Anna Palagi. Ancora una palla alta, arbitro che però deve far correggere, no, pensavo spostare il punto di battuta, ha dato l'ok per la rimessa in gioco fuori il Forte dei Marmi. Gallotta, Palagi, Raffaelli, Alvarez, Palagi, non riesce Raffaelli a controllare ora la sfera, ha permesso il recupero da parte della Scandianese. Alvarez che però recupera, disturbata da Anna Berti e poi dalla Montoni. Alvarez, Raffaelli, non riesce lo scambio, si intromette la Montoni, scatta la Pinto, poi la conclusione, la parata della Masetti, Gallotta che deve andare a recuperare la stecca che gli era volata via e ha dovuto lasciare spazio all'avversario. Per fortuna non c'è stato un problema per il Forte dei Marmi. Forte dei Marmi però che deve ancora difendersi da questo attacco della Scandianese, non riesce la replica dell'Alvarez, c'è anzi la conclusione della Montoni, ma riprende la Gallotta. Apertura ora per la Palagi, lo scambio Raffaelli, Gallotta, la conclusione della Gallotta viene ribattuta dalla Montoni.
ci riprova il Forte dei Marmi, non passa la sfera. Alvarez dietro porta, Raffaelli perde la sfera ad opera di Anna Berti. Beckmeier, lo scambio con la Pinto dopo che nel frattempo è rientrata là Di Meno, che ha preso il posto della Montoni. Ancora un passaggio in area della Anna Berti a cercare una deviazione che non si concretizza. Gallotta cerca l'apertura sulla Raffaelli, bloccata dalla guardia strettissima della Pinto. Subito riprende il possesso della sfera però la Raffaelli. Gallotta per Alvarez, non c'è stato il tempo per la conclusione, peccato perché si era aperto forse un varco. E intanto sul parziale di 0-0 stiamo per arrivare anche a quello che è il 15° minuto di gioco. Ne restano da giocare ancora 10 in questa prima frazione di partita. Vi ricordo, ci scusiamo, ci manca il supporto della grafica per problemi in regia. Supportiamo naturalmente con le mie indicazioni. Partita molto corretta, molto equilibrata, almeno fino a questo momento, dove c'è ancora pericolo per la porta della Masetti. Si lamenta forse la Ghimeno, ma non sappiamo sinceramente le motivazioni, anzi forse ha perso tempo a protestare, poteva sfruttare meglio la zona che gli è rimasta praticamente tra i piedi. Pericolo ancora e ancora il Forte che si difende. Ghimeno dietro porta a cercare la deviazione, pressing in questo momento da parte dello Scandiano. Festa che vuole dare ancora indicazioni alle sue ragazze e ha chiesto il time out. Ora il fallo sulla Alvarez, fallo che porta in parità anche la quota di interventi irregolari, 2 per parte. 9 minuti da giocare al riposo parziale di 0-0 tra le due formazioni. Stesso risultato che c'è in questo momento a Trissino per quanto riguarda Matera Valdagno, finale di Coppa Italia. Ma dicevamo partita importante quella di oggi qui a Forte dei Marmi, perché dato per scontato che ormai il Modena sia fuori dai giochi, ancora a 0 punti la formazione modenese dopo 4 partite, sono Forte dei Marmi, Scandiano, Matera e Valdagna a giocarsi la pool dei playoff. Però come dicevamo prima, importante sarebbe arrivare secondi o terzi, quantomeno terzi, per evitare proprio di incontrare subito il Matera, e proprio a questa posizione puntano entrambe le formazioni, anche se c'è da dire che lo Scandiano ha comunque 6 punti in classifica, il Forte dei Marmi ne ha solo 3, entrambe devono recuperare una gara, lo Scandiano con il Valdagno e il Forte dei Marmi con il Matera. Quindi Forte dei Marmi leggermente avvantaggiato, Scandiano leggermente avvantaggiato rispetto al Forte dei Marmi, proprio in virtù del fatto che ha già vinto lo scontro diretto in casa. Infatti sarebbe importante per le
rossoblu vincere questa partita, ma vincere anche con più di 2 reti di scarto per poter, in caso di parità in classifica, avere una chance in più rispetto al Scandiano, ma uno Scandiano che sta veramente giocando molto molto bene, dando veramente poco spazio alle giocatrici Forte Marmine. Forte Marmine cresciuto rispetto alla gara di andata, ma ci sembra anche lo Scandiano altrettanto. Ora la Berkheim perde la sfera, Palagi per Alvarez, fermata la conclusione di Alvarez, prova a lasciare Raffaelli, nuovo scambio tra le due, indietro Palagi, Gallotta, Raffaelli, Alvarez, Alvarez lotta sulla sfera, 2 giocatrici su di lui, di lei, va comunque alla conclusione, fermata dalla Ganassi, e poi c'è un intervento arbitrale a chiamare una rimessa in gioco a favore del Forte dei Marmi, anzi no, a favore del... avevo visto bene, scusate, ma le ragazze dello Scandiano si erano portate alla battuta, quindi di conseguenza mi avevano tratto in inganno. Gallotta, Saldana, anzi no, scusate, Alvarez, Saldana ancora in panchina, conclusione alta e comunque fuori dallo specchio della porta. Alvarez, scambiano le squadre dei ragazzi di casa. Alvarez, lo scambio sul fronte opposto, Palagi, Gallotta, Raffaelli, esauriti 45 secondi per il Forte dei Marmi. Lo Scandiano a venire in avanti, di meno Pinto, Berkheim, ancora la Berkheim con la sfera però recuperata dalla Gallotta che la difende, apertura in avanti per Alvarez, ancora Alvarez, scambia con la Gallotta, a cercare una conclusione la parata della Ganassi. Berti prova a portarsi in area, conclusione, respinta in qualche modo, non resta però sulla stecca delle avversarie dei rossoblu il possesso di sfera. Kair si difende, è dietro porta, lascia indietro alla Pinto, Aghimeno, Pinto, tiro dalla distanza potente ma fa buona guardia la Masetti. Ora però appoggio della Raffaelli, sbagliato, recupero per lo Scandiano, pericoloso in avanti, si salva in qualche modo il Forte dei Marmi. E vedo che Massimo Barbieri richiama in panchina la numero 17 e torna a giocare la Montoni, che poi anche alla conclusione ribattuta dalla Masetti.
mentre intanto annotiamo il vantaggio del Matera nella finale di Coppa Italia, rete della Tarrida. Al decimo, anzi no, al 15° del primo tempo. Partita leggermente più in ritardo rispetto a questa di Forte dei Marmi. Intanto si riprende a giocare dopo che c'era stato l'intervento arbitrale per un fallo di sfondamento. Gallotta. Intanto vediamo in pista di nuovo la Saldana. Per dare fiato alla Raffaelli. Montoni a cercare la deviazione della Jimeno, ottimo l'anticipo della Gallotta, buono anche la conclusione, poi si va a correre per recuperare questa sfera alla meglio. La Palagi, poi la conclusione della Alvarez sul fondo con Scandiano che riprende possesso della sfera. Mancano 2 minuti e 40 secondi alla fine di questo primo tempo. Un parziale di perfetta parità, 0-0. E ora viene comandato un ingaggio. Alvarez e Montoni nel testa a testa, la meglio la Montoni, appoggio indietro per la Belm Caio che intanto ha fatto il suo ingresso di nuovo in pista, fuori la Anna Berti, evidentemente anche per lei la necessità di riguadagnare un po' di fiato. Raffaelli che intanto di nuovo in pista, questa volta è la Gallotta a prendere a sua volta un po' di riposo. Alvarez che però perde la sfera, non riesce la Jimeno a controllarla, si lotta sulla sfera alla meglio la Jimeno di forza, poi ancora la Raffaelli, il passaggio a cercare Maria Saldana anticipata dalla Pinto. Ora Montoni, 1 minuto e mezzo a riposo, 0-0 parziale, e ora la conclusione pericolosa della Jimeno che poi va a commettere però fallo con il secondo intervento. Rimessa in gioco quindi per il Forte dei Marmi. Alvarez, Raffaelli, Saldana indietro per l'Alvarez, Saldana, con la Saldana sulla porta avversaria, non c'è spazio, un numero di stecche prima che la sfera potesse arrivare in porta. Forte che comunque ha recuperato, ultimo minuto, alla meglio lo Scandiano, però riprende l'Alvarez dalla distanza, la conclusione potente con la respinta della Galassi, la replica della Jimeno ma è sul fondo
di forza, riprende sfera il team avversario, poi il Forte dei Marmi. Alvarez, ultimi secondi di questo primo tempo, ultima azione però probabilmente sarà per le avversarie. Masetti, un secondo, non c'è tempo per la conclusione. Formazioni che vanno al riposo, perfetta parità 0-0 dopo i primi 25 minuti, e su queste immagini vi diamo appuntamento per seguire il secondo tempo della partita. Grazie.
Amiche ed amici sportivi, ben ritrovati. Palazzetto Sport di Forte dei Marmi sta per avere inizio il secondo tempo dell'incontro di Serie A femminile tra la Canniccia Country Club Versilia e la Rotelistica Scandianese. I primi 25 minuti sono terminati sullo 0-0, perfetta parità per entrambe le formazioni. Vediamo in questa seconda parte della gara se ci sarà e quale sarà delle due squadre che saprà ottenere il miglior risultato. Un'occhiata ai quintetti di partenza per quanto riguarda il Forte dei Marmi. Si conferma con Basiti tra i pali, quindi Saldagna, Alvarez, Gallotta e Raffaelli. Si oppone lo Scandiano con la Ganassi tra i pali, quindi Berti, Ghimeno, Pinto e Montoni. Un minuto scarso di questo secondo tempo, Forte dei Marmi in possesso della sfera. Saldagna, lo scambio con la Raffaelli, Gallotta che si accentra, lascia però ancora l'Alvarez. Provano a cercare spazio con un tiro dalla distanza per Rossoblu, non riescono nell'intento, anzi ora c'è questo pericoloso contropiede che si chiude con la rete della Montoni che a 1 minuto e 13 secondi del secondo tempo porta in vantaggio lo Scandiano. Vedete in avanti la formazione dello Scandiano grazie a un errore in un passaggio per le rossoblu che hanno pagato a caro prezzo questa disattenzione. La prima viene proprio all'inizio di questa ripresa. Alvarez, scusate, Saldagna indietro, però la sfera termina nella metà pista del Forte dei Marmi. Non c'è tempo per la giocata, sono subito svaniti 5 secondi a disposizione per uscire dalla propria metà pista. Sarà quindi lo Scandiano a rimettere in gioco. Berti per la Ghimeno e c'è la rete anche del raddoppio, un alza e schiaccia da dietro porta. Peccato perché praticamente in 30 secondi dopo l'inizio del secondo tempo, tra 1 minuto e 45, hanno subito il doppio gol, quindi 30 secondi rispetto al primo rete, il raddoppio della Ghimeno. Peccato veramente. Allora, scusate, c'è la grafica in onda dei tempi, ma togliamola perché purtroppo, ripeto, non ci funziona. Ribadisco però il risultato che è di 2-0 a favore dello Scandiano. Inizio travolgente, o meglio disattenzioni veramente delle ragazze di casa che hanno consentito allo Scandiano di trovare subito la via del gol. Allora, fallo della Berti e punizione a favore del Forte dei Marmi. Raffaelli, Saldagna dalla distanza ribattuta, nuovo contropiede in superiorità numerica per lo Scandiano. Alla meglio in qualche modo il Forte dei Marmi. Alvarez, Raffaelli, Gallotta, Gallotta prova la conclusione, ribattuta, scatta la Ghimeno, entra in area,
poi va a spostare la porta della Masetti. Si dovrebbe riprendere con una palla a favore del Forte dei Marmi. Raffaelli per Alvarez, ancora Raffaelli, Gallotta, respinto il tiro, perfeziona il recupero, la Pinto, poi Anna Berti porta in avanti la sfera, Montoni, indietro per Pinto, conclusione ribattuta da Alvarez, ci riprova sul fronte opposto, quindi lo Scandiano sempre con la Pinto che scambia con la Jimenez, Montoni, Pinto, la conclusione sul fondo, palla alta, rimessa in gioco a favore del Forte dei Marmi. Quattro minuti di gioco dall'inizio della ripresa e sono purtroppo 2 gol di vantaggio per lo Scandiano, realizzati praticamente tra 1 minuto e 15 e 1 minuto e 45 dall'inizio del secondo tempo. Fallo chiamato ora contro il Forte dei Marmi, rimessa per la Scaglianese, Montoni, indietro, Pinto, respinta dalla Gallotta che chiede il cambio, colpita a un pattino, vediamo dolorante la Gallotta, ha richiesto l'intervento della panchina. Alvarez prova a fare tutto da sola ma viene sbilanciata e c'è il rigore concesso a favore del Forte dei Marmi. Occasione quindi per il Forte dei Marmi di accorciare le distanze. Dovrebbe essere l'Alvarez ad andare alla battuta. Qualche istante perché c'è la Ghimeno che si sta curando con il ghiaccio spray. Dovremmo essere pronti ora per andare alla battuta. Ganassi, Alvarez, tiro di rigore. E c'è la rete. No, il palo. Sinceramente avevo visto la palla in rete, ha colpito il palo purtroppo. Non so se c'è il replay. Vabbè, niente da fare, persa un'occasione importante. Sono passati 5 minuti dall'inizio del secondo tempo, poteva essere la rete che rimetteva in gioco il Forte dei Marmi. Naturalmente c'è spazio per recuperare, ancora 20 minuti di gioco, ma non ci sembra così facile, perché oggi non è
concentrato come al solito la squadra di casa, e sta succedendo un po' come è successo a Valdagno la scorsa partita. Primo tempo 0-0 tra Forte dei Marmi e Valdagno, e poi nella seconda parte della gara l'allungo delle ragazze di casa, che addirittura sono arrivate al 5-0 finale. Ora ancora un pericolo, nonostante fossimo alla fine dei secondi a disposizione lo Scandiano per la conclusione. Di meno, Pinto, scambiano ancora le giocatrici di casa. E oggi abbiamo problemi anche con l'audio, speriamo che i disturbi che ho in cuffia non si ripercuotano nella cronaca. (18 minuti da giocare), 2-0 il parziale a favore dello Scandiano. Scandiano che ha la manovra con Montoni, Pinto, il fallo della Saldagna su Montoni, e il Forte dei Marmi ha aumentato anche la propria quota falli, portandosi a 5 al pari dello Scandiano. Rimessa in gioco con l'appoggio della Ghimeno in area pericolosamente, poi l'Alvarez, conclusione del nuovo rigore a favore dell'Alvarez, questa volta l'arbitro facendo che è stata falciata in area. Nuovo tiro dal dischetto più vicino, e nuovamente l'Alvarez. Questa volta il testa a testa sarà più prolifico. Niente da fare, questa volta c'è la parata della Ganassi, prima il palo colpito dall'Argentina, e come già successo nella gara di andata ha perso due importanti occasioni per andare in rete, occasioni che potevano valere il pareggio, e invece siamo ancora con lo Scandiano avanti 2-0. Anna Berti per la Pinto, sola praticamente in area. Ottima la risposta della Masetti, ma veramente non vediamo nemmeno più la sicurezza in difesa che vediamo normalmente. Alvarez alla meglio la Belm Cair, poi la sfera è fuori rettangolo, si riprende con la rimessa a favore dello Scandiano, e su questa interruzione c'è anche il time out, primo time out di questo secondo tempo, lo richiede lo Scandiano che sta conducendo 2-0. È andata in gol la Montoni dopo 1 minuto e 13 secondi di gioco dalla ripresa, e il raddoppio della Ghimeno 30 secondi dopo. Nel primo caso un tiro dopo essere stata smarcata
dopo un errore della difesa rosso-blu, mentre la Ghimeno da dietro porta con un alzo e schiaccia ha sorpreso la Masetti. Questo è il parziale, la situazione fino a questo minuto. Peccato veramente, perché ci aspettavamo sicuramente di più da questa partita e da questo Fortele Marmi. Intanto anche un occhio alla finale di Coppa Italia, 2-1 il parziale fino a questo momento a favore del Matera, un Matera che era passato sul 2-0 dopo pochissimi secondi dall'inizio della ripresa, ha accorciato le distanze dopo un'espulsione della Taccardi, la Tamiozzo su tiro diretto. Torniamo alla partita, torniamo a vedere come si svolgeranno ora queste ultime fasi, che rimangono 16 minuti da giocare. Scandiano pericolosamente in area, l'assist della Berkheim, riprendono le rossoblu, viene in avanti la Palagi per l'Alvarez, conclusione fermata dalla Ganassi. Si lotta sulla sfera Alfa, alla meglio ancora una volta lo Scandiano. Ghimeno a cercare Annaberti, si libera in qualche modo della sfera del Fortele Marmi, con la Masetti che deve intervenire anche sul tiro della Pinto, riprende l'Annaberti ma poi recupera ancora l'Alvarez. Raffaelli, nel frattempo la Saldagna in panchina per dar fiato, a prendere fiato è rientrata la Gallotta dopo l'infortunio, una pallinata su un piede sicuramente molto dolorosa. Raffaelli indietro, cercava l'appoggio sull'Alvarez, ha subito invece un'avversaria. Peccato per il capitano rosso. Ora la Pinto sul fondo, cerca spazio, va a lottare la Gallotta che gli toglie la sfera. Gallotta indietro per la Saldana, scusa, per la Alvarez, che ora però deve uscire velocemente, non riesce infatti nell'impresa, e c'è la rimessa a favore dello Scandiano. Ancora un cambio nelle file del Fortele Marmi, che stavolta è da Raffaelli ad accomodarsi in panchina per un break. Gallotta, Alvarez, lotta su questa sfera, non riesce a trovare lo spazio per la conclusione. Gallotta, Palagi, il tiro dalla distanza smorzato dalle stecche degli avversari, riprende la Saldagna a cercare Alvarez, riprende però lo Scandiano. Frana addosso alla Ghimeno, l'Alvarez, c'è il fallo contro il Fortele Marmi. Cerca l'appoggio su Annaberti, da Ghimeno non riesce, però è lo Scandiano a portare sfera. Ancora Annaberti, Pinto, Ghimeno, Pinto, una conclusione fermata dalla Gallotta. Gallotta in avanti,
può andare alla conclusione, fermata. Arbitro che aveva assegnato un fallo di squadra in corsa, ma che non viene segnato adesso dalla parte sbagliata. Gallotta, prova da fondo, non riesce. È stato dato, allora, se non sbaglio, un fallo al Forte dei Marmi, mentre doveva essere assegnato allo Scandiano. Intanto c'è l'affondo ancora della formazione ospite. La parata della Masetti, riprende la backfire. Saldagna. Scandiano ancora in possesso di sfera. Lottano. Ora c'è la conclusione, la parata della Masetti. Ora ci prova la Raffaelli. Alla meglio però ancora lo Scandiano. Scandiano che viene avanti con la Pinto e ci sembrano ormai molto deconcentrate le ragazze del Forte dei Marmi e siamo praticamente ormai a 10 minuti dalla conclusione della partita. Gallotta, la conclusione sul fondo, riprende la Pinto, Berti a cercare la Ghimeno, sfera per la Gallotta. Gallotta che prova la conclusione, ma il tiro viene ribattuto. Pinto, conclusione con la parata da parte dell'estremo rossoblu. Saldana, tiro alto e c'è time out quando mancano 9 minuti alla fine della partita. Partita nettamente purtroppo sulle stecche dello Scandiano. Un 2-0. Nato tutto nell'inizio del secondo tempo, a cui il Forte dei Marmi non è riuscito a dare replica, nonostante 2 tiri di rigore. Ma soprattutto non vediamo cattiveria in difesa e precisione in attacco, cose che invece avevamo visto molto bene in altre partite. Peccato, poteva essere una gara importante. Però ricordo, siamo praticamente solo
a metà diciamo del campionato, se così vogliamo dire. Questo è un anticipo della settima giornata, quindi del girone di ritorno, ma c'è ancora da recuperare una giornata praticamente del girone di andata e tutto si concluderà alla metà del mese di maggio. Un calendario spalmatissimo, in media una partita al mese, al massimo veramente 2. Purtroppo non è un campionato da quel punto di vista spettacolare, perché il fatto che ci siano solo 5 squadre limita molto quelli che sono gli accoppiamenti, gli incontri. Già gli scorsi anni con 6 formazioni in 3 giornate piene, 3 partite piene da giocare ogni volta, era sicuramente un'altra situazione. Intanto in Coppa Italia il Matera si è portato sul 3-1, anche lì mancano più o meno una decina di minuti. Forte ora che prova a venire avanti con la Gallotta. Alvarez prova dalla distanza, ma il tiro è ribattuto. Riprende la Pinto per la Berncair. Montoni, Jimenez, Montoni recupera la Raffaelli, il capitano rossoblu prova a venire in avanti, lascia l'Alvarez, il tiro dell'Alvarez deviato dalla Ganassi, poi prova a recuperare la Raffaelli, non ci riesce, commette anche fallo. 7 falli di squadra a testa. Montoni a cercare una compagna di squadra in area, ma non c'era nessuna maglia nera pronta alla deviazione, può recuperare Forte dei Marmi. Saldagna per la Raffaelli, ancora la Saldagna. Gallotta. Non riesce la conclusione, prova a recuperare, commette fallo. Pinto prova a far tutto da sola, si allunga però la sfera, può recuperare la Saldagna, la va a disturbare la Pinto che gli toglie la sfera, non alleva la Raffaelli che nel frattempo era a sua volta intervenuta, si lotta sulla sfera e l'arbitro decreta una palla a 2. Pinto, Bencair, ancora Pinto, sempre 17 in avanti, prova a disturbarla la Gallotta. Forte dei Marmi che è a 9 falli di squadra, anche se gli ultimi sinceramente non ci sono sembrati così eclatanti da vedere un fallo di squadra a favore dello Scandiano. Scandiano che quindi tra un poco avrà anche la possibilità di battere in rete un tiro diretto. 6 minuti alla conclusione della partita. Alvarez non filtra la sfera per la Raffaelli. Cade a terra l'Alvarez, per l'arbitro non c'è fallo. Sbagliato l'appoggio in avanti, Gallotta.
Alvarez, Gallotta, Saldagna, il tiro sul fondo, ancora la Gallotta, si difende, prova la conclusione, ancora sul fondo, 15 secondi per un ulteriore tentativo. Alvarez prova a servire sul centro, ultimi secondi, prova la Gallotta ma alla meglio lo Scandiano, anche perché il Forte dei Marmi esaurisce 45 secondi a disposizione per andare alla conclusione. Pinto, parla per Lachimeno, l'ottima parata della Masetti. Alvarez, Saldagna, ancora Saldagna, e qui ci poteva stare anche una punizione visto che è stata comunque agganciata. 5 minuti alla fine della partita, scusate. Gallotta, conclusione parata dalla Ganassi, riprende la Gallotta, non riesce però a gestire la sfera. Gallotta, il tiro della Gallotta, la parata della Ganassi. Pinto sulla replica, a terra, fa tutto da sola la Pinto, che poi va anche a dare fastidio sulla ripresa del gioco. E c'è un fallo di squadra a favore del Forte dei Marmi. Gallotta, smorzata la sua conclusione, riprende la Berti. Pinto, Gimene, Berkheim, Berti, Gimene, cinque secondi nella prima metà pista per lo Scandiano, arbitro che interviene e contemporaneamente arriva anche il time out chiesto sempre dallo Scandiano. 3 minuti 17 secondi da giocare, ultime residue speranze per un Forte dei Marmi di riprendere in mano in qualche modo la partita, ma avanti di 2 reti lo Scandiano non ci sembra impensierito più di tanto da un Forte dei Marmi che questa sera, ripeto, abbiamo visto molto giù di tono, peccato. Poteva davvero essere la gara che valeva il terzo posto. Intanto a Trissino il parziale sul 3-2, Valdagno ancora in rete sul tiro diretto, ma evidentemente hanno aggiornato in questo momento perché in sequenza il parziale ora è di 5-2 a favore del Matera, con gol della Tarrida e poi della Pamela, la Polla, quando siamo a 1 minuto dalla conclusione della partita. Erano in ritardo rispetto a Forte dei Marmi, ma hanno recuperato velocemente, quindi sicuramente vi potremo dare anche il nome della vincitrice della Coppa Italia, anche se in questo momento ci sembra che il Matera a 1 minuto alla fine con 3 gol di vantaggio possa dirsi certo della vittoria. Conclusione pericolosa, si lotta su questa sfera, non riescono a liberare le giocatrici di casa
insiste lo Scandiano, sbaglia la Belcairn, una facile occasione, ancora Scandiano, Forte dei Marmi che cerca di difendersi, ma non c'è grinta, non c'è e ora palla a 2 a 2 minuti dalla fine sul 2-0 a favore dello Scandiano. Pinto alla meglio sull'ingaggio rispetto all'Alvarez. Ora palla a cercare la Belcairn, ma alla meglio Anna Palagi, apre per la Gallotta, ancora Anna Palagi, non riesce il controllo, riprende la Scandianese che la lancia in avanti, da Ghimeno, alla meglio in qualche modo il Forte dei Marmi. Alvarez, non riesce ancora Saldagna. Alvarez, conclusione alta, arbitro che lascia il vantaggio allo Scandiano, tornato nel frattempo in possesso di sfera. Fermata la Ghimeno, lotta Alvarez alla meglio, ultimo minuto, Saldagna non riesce da fondo, ancora lo Scandiano, in qualche modo riprende Anna Palagi, ma poi è sempre lo Scandiano in possesso di sfera. 40 secondi. Belcairn di meno a cercare la rete, ottima, bella, veramente, da parte di Anna Berti a 24 secondi. Si porta a 3 il vantaggio dello Scandiano e c'è sicuramente una rete molto molto bella messa a segno dall'ex rossoblu Anna Berti, che ci auguriamo magari di rivedere presto anche in maglia rossoblu. Ora prova a cercare almeno la rete della bandiera, come si dice, il Forte dei Marmi, ma mancano 10 secondi. Saldagna, niente, fermata anche questa possibilità. La sfera termina nella metà pista del Forte dei Marmi. Finisce la partita, finisce con la vittoria purtroppo della Scandianese sul Forte dei Marmi, tutto nel secondo tempo come già era successo a Valdagno. Peccato, perché il Forte dei Marmi avrebbe sicuramente potuto giocare diversamente, ma abbiamo visto una formazione che questa sera ci è sembrata tornare un po' indietro rispetto alle ultime gare che aveva messo in pista, soprattutto qui a Forte dei Marmi. Bene, è tutto dal Partito Sport del Forte dei Marmi. Mi scuso ancora per i problemi di grafica che abbiamo avuto nel corso di questa diretta, ma vi ringrazio di essere stati comunque con noi. Avrei voluto darvi il finale da Trissino, ma non ci danno il finale. Sono comunque sul 5-2 per il Matera, quindi immagino abbia vinto la Coppa Italia. È tutto dal Partito Sport di Forte dei Marmi, ci vediamo presto, soprattutto l'appuntamento per giovedì dopo Pasqua con la Champions League, con il Barcellona ospite del Forte dei Marmi in una gara che sicuramente sarà spettacolare. Grazie a tutti, grazie a Giuseppe Nardini per le riprese, appuntamento alle prossime gare rossoblu.